La pizza è bella. Che se storia che vi voglio raccontare, tu non sai mai che non volevo fare che stavo sempre che con maranetta, che chiano chiano la baciava perché e sulla sciuppa, e sulla sciuppa, e sulla sciuppa, e sulla sciuppa, e sulla sciuppa. Sfortunato stiamo meglio, scalognato, cosa fa solo te. Mentre stavo capo maranetta, il rumanetto cosa in dalla che te sulla la sciuppa, e sulla la sciuppa, e sulla la sciuppa, e sulla la sciuppa, e sulla la sciuppa, papà, un amore. Buongiorno! Good morning, good morning, good morning. Hello guys. Hello guys, buone Pasque. Buona palma a tutti. Facete poi scuccervi. Sono le 10 stamattina, veramente. Il 10? Noi che siamo No, le 10. Una buona giornata, una buona Santa Domenica, una buona Santa Palma a tutti quanti voi. Alle 10 di stamattina. Auguri a mia sorella alzati. Palma, oggi è l'onomastico di mia sorella Palma. Auguri Palma. Cioè, cambia ogni anno. No, io ho 4 sorelle. No, non le sorelle, l'onomastico. Perché? Cioè, un anno e un giorno, un anno. Ah, sì, vabbè, è normale. È vero. Le palme sono così. Sì, è l'unico. Questo era un quiz che potevamo fare. Non stava più una umidade. No, ma una Palummei si chiama, Palummei Palma. Ah, è vero, io ho una prozia Palummei, è vero, non sapevo che si chiamava Palummei. Ciao Giacomo, buongiorno, ciao Michele Lorusso, Michele Ricco, Ester Napoletano. Hai promesso che non salutavi tutti. Vabbè, ma io, che colore sono gli occhi? Noi siamo educati e dobbiamo sempre salutare a tutti. Buongiorno a tutti ragazzi, un po' tremendo ancora. Lì a Ciudale hanno trovato la cimadelli del sindaco vecchio. Poi dice che c'è un cotonfiocco, c'hai? Ci potevamo parlare e chiamare il cotonfiocco e non le Buongiorno ragazzi, buone palme, fate pace col cervello prima di tutto. La cosa che è importante è che la politica a mare, a come che dice, vedi che giornata oggi. Giacomo, usa la pepe che sa l'11, è così che stai Giacomo, hai perso un bubblegum perché ha boccato che tutti gli scherpi, Giacomo. E ditti, c'è una bocchezza, e sette tosa benedetto, casi un dritto. Terry, buongiorno. Oh, carissimo Rino Verde, ci devi portare sulla barca, a me e a Franco. Ciao Rino, t'abbraccio. Rino Verde? È un grande Rino, un abbraccio a te. Oggi è il compleanno di un grande campione, barlettano, Gennaro Del Vecchio. Sì. Auguri Gennaro, ti voglio bene. Ma non credere, 47. Gennaro, ti voglio bene. È uno che ha portato il Barletta, la città Barletta come nazionale. Ah beh, arriva il nazionale, ed è, ma ti rendi conto che bei colori? Avanti un altro! Che sia, e basta, non possiamo sempre lavorare, dai. Non possiamo. Sì, con calma, lasciamo le solite cose, quindi a posto, perché delle palme, perfetto, in esclusiva, oggi anche domenica, non vengo mai la domenica, però oggi stamattina, mamma ne do lì, pazienza, è vero, c'è 10 a posto. Beh ragazzi, un altro concorrente è uscito, si è ritirato. Chi? Si è ritirato il candidato del PD. È vero? Adesso ma non è ufficiale. È ufficiale, sta su tutti i giornali, tutto ufficiale. Non c'è vero, zio. Non parliamo di politica. Roberto Sarcina, Celeste Tresca. Ma te ne parlava di un brolone questo, invece lo stemmino che colore è questo colore mi fa impazzire. No, veramente.
Chi sei così bello Barletta? Come sta vedendo? Hai visto? Dice sei bello. Barletta. Allora ieri per quanto riguarda il buongiorno che facevano, che poi ogni volta che c'è qualcosa da vergognarsi, ieri il padrone della macchina La macchina bianca che stava sulla porta. ci chiamò e disse: avete ragione, scusate, ma era in panne. E la spinsero perché dice che non andava il cambio delle marce. Ha chiesto scusa e ha detto continuate a fare queste denunce perché veramente ci fate sentire delle merde. Le ruote. L'ha tolto subito, ha chiesto scusa alla cittadinanza. No, l'ha tolta. È un signore. Vedi, noi vogliamo dare solo buon esempio, non è che non vogliamo fare i paladini della giustizia, assolutamente. Anche perché non voleva bene, che siete uniti a fare però già che una persona ti risponde è già una bella cosa, anche se ti manda a fare in culo, scusate il termine, l'importante è che uno ti dice però la persona è stata gentile e educata, è buona vista. Per favore, scusate, l'unico favore, fermatevi, basta mandare i messaggi buone pause, poi WhatsApp. Ma veramente, è quello è il cambio dell'orario ieri. Secondo me facciamo un sondaggio, più che altro un sondaggio a chi non è arrivato quel messaggio. Ma cambiate l'ora che l'anno scorso c'è una russa. No, non ci sono a lavorare, non stanno a lavorare. Sana spustei! Barletta veste sana spustei! Anche se mi spustei sempre no! Escos! Ma fa no! Stritto. Anche perché la macchina è sportiva, capite? Permette queste... Buongiorno Rosa Tedeschi, ciao Nicola Ciniero, buona giornata e buona domenica e buone palme! Anna Accariello, buongiorno! Vedete la palma? Questa è la palma per tutti i barlettari che state fuori e i barlettari che mi amano e che mi vogliono bene, che hanno fatto me lei. Questo è un segno di pace, perché l'altra tutte chiacchiera. Bene, oggi ti vedo bello carico. Sì, le chiacchiere se li porta il vento, caro zio. A posto. Però non mi ha dato appena mamma stamattina. Io non ho, ecco, la palma è un segno di pace. No, qui ci stiamo a pace, non serve. Bravo. A proposito, a quei figli che stanno a lite con i genitori, chi cazzotto, perché mi chiedono una velocità da Sarughet, perché Sarughet diceva che Sarughet faceva di zucchero e diceva che era amore. Che si dice mamma? La mamma Concetta. Ciao. Chi è questo? È un grande amico, non mi ricordo come si chiama. Ma... Hai visto che te ne inventi? No, io non lo so, non mi ricordo. Ma però hai salutato, ma non sai il nome. Pignatelli si chiama, che viene. No, perché ci segue. Però non mi ricordo il nome. Enzo Pignatelli. Perché Enzo Pignatelli? Perché ci segue. Pignatelli hai detto anche un'auto. No, lui. No. Questa cosa ci farà litigare. Ruggero Di Monte, buongiorno dalla Svizzera. Ciao Ruggero, Fedele Di Giorgio. Buone palme amici, grazie. Ciao, grazie. Inter, saluta Papagnolo. E dicevo, caro, no, è sempre da domani, vedi questa, ancora bella questa linea, c'è bella amica, no? C'è sta amica. Questa è una Mustang, C'è amica, no? Quanta fenomeno che sa? Ricordati, donne e motori sono gioie e dolori. Ecco perché io amo Barletta Avesti, è la mia donna Barletta Avesti. Condividi tutto quello che hai detto sul sito di pace. Brava Giacomo De Zio. Condividi. Giacomo, con questo tuo intervento hai ripreso il fatto delle 10 delle 11, perché lui voleva far abboccare qualcuno e abboccato. E tu hai abboccato. Lello Sito che Franco Sessone. Sono i cacchini. E cacchini, facci. Il grande Gino Pastore, tanti anni fa, il grande come cantante, perché sinceramente mi ha deluso. È vero. Come
Vabbè, no, come amante. A destra passa. Oh, guarda, vedete tu. Dai, Gimondi, quando abbiamo creato ora che vedi Maglio che faceva, dai, Gimondi. Mo ti raccontato una cosa, fra. Quando abbiamo creato, quando uno sciupava un buono pallone che faceva Stafflet. e faceva no, e c'è sto Sanzero, ti ricordi? È vero quella. Non è che si diceva Statoreno, Sanzei. C'è sto Sanzero, O Sanzei, ma no, ragazzi, io per due cose amo Barletta. La litorania di Ponente e l'Elio Rosso. Ma dice, grazie zio Franco. C'è la litorania di Ponente, è una cosa spettacolare, guarda, veramente. Ciao Franco! Lello, la donna è unica, va buttato, si sembra che da capo ti detto, fra, noi non ce la facciamo ma dire il tuo passo. Franco, tu sei un playboy. La vista invece no. Franco, che noi, nell'altra 40 anni potremmo cambiare. No, di me. Io mi si capisce tutto buono. Molto di me. Lo so, vabbè Giacomo, ma Ma me busta che che quello lei è. va a scrivere, Giacomo, che si scherza, ci magari piano. Bella la busta che davanti. Ma quanto ti spera? E dico sempre che mi ha Di fatto tanto canto, di tanto canto. dico sempre che allora ci volete mettere 6, venite a fare footing. E a tutti questa frenata. Ci faccio. La pozzanghera qua. Assolutamente. Perfetto. Questo è perfetto. Buongiorno Barletta Melindo, ciao Melindo. Melindo è un negozio che è un supermercato dei cani, dei gatti. In via Francia mi pare, no. Dillo ciao mai Melindo, che si ti fa un visita regalo? Melindo Gelindo Bordino. Oggi il caffè di cui non è effetti ieri un terzo, non è effetti niente. C'è proprio schifo, sinceramente mi piace. Sì. Ma lui ha sbagliato la zeppa, hai capito? E Roberto sai che ha usato domenica? Quando si è fatto insulto? Si è fatto insulto, capito? Si è fatto insulto, ragazzi. Poi più lo fai, hai capito? Via Mazzini, ha ragione. Ragazzi, Va bene Melindo, come è cresciuto un canto la vita tua, Melindo. non accelerare. No, dai, ce l'è. Beh ragazzi, mi raccomando. Le corse sulle spiagge, sai. Un abbraccio, Melindo, vai. Questa è la canzone dedicata alla Vicky, Vicky ci ha salutato, Vicky ciao. Ah, io non l'avevo visto. Ha detto Wii. Ormai saluta Wii. Vabbè, è la madrina di La storia questa. Mi dà dell'altro, così. la storia dell'altro. Ma quando è da così, mica sta fuccia a Catania. Io ti 50 all'ora. Avanti dietro. Non solo, ma sta sulla striscia. Noi ne vanno pure. Che non ce la facciamo l'ultimo. Poi a Beppe. Il grande. Il cane deve dare una bestia e di un'intelligenza, di un'abilità, è un mostro. Mi piace. Mi pago di caro, però quelli che mi piace. Abbasciamo a velocità. Da paloma tutto giusto, magari se vanno di te non corriamo. Ehi, da Hai lunedì. detto sempre. Da lunedì facciamo il buongiorno a piedi, va bene? Ho comprato la GoPro. È vero. Ma dove la metti? Bravo. Come a vedere? Un saluto da. Attenzione a questo, vedi che stiamo organizzando un exploit con Bagno 27 a Spacchecus, Tony Carone, Lì ce lo tocca, io non so se ce l'ho detto. Un saluto da. passa lì, in casa grande. Un saluto da Aprica. Bellissima Aprica, là sta tutti i bergamaschi, i bresciani da Aprica, ragazzi, posti in montagna, bellissimo, dove si scia, Bellissimo, bonito da bellissimo. morire. C'è un gruppo di cane. Ecco, vedi? Quest'anno spacchiamo The Gate al Bagno 27 a spaccare.
già hai spaccato, dai, ragazzi, mercoledì al Cafiero, un saluto a tua figlia Giorgia, benvenuto in Italia. Sergio, se lo voglio scappare subito. Sì, una settimana in PS subito. Facciamo una conferenza in inglese con tutti quanti, tutto a posto. Alla grande, buongiorno a tutti. È portare specchiato. Dai, alzati, buongiorno. Bene ragazzi. Facciamo il giro, andiamo dal cimitero e ce ne andiamo. Sta casino al cimitero. No, così giriamo, ce ne andiamo, dai. Anche per il canale H che si dice Nicola, non è già tu sai che ha domenica, Nicola, manneggia Nicola, manneggia. Nicola, che il canale H si dice che è H-I-L-M-N-O. Un vocabolario sta, c'è una foca, perlo e perlo. Lei non vuole che parli di politica. No, i 2 minuti li devi dare, dai. Sempre, comunque. Vai, 2 minuti, dai. Dammi del caccia, dai, zio. Da dietro. Non si può. Da dietro vuoi andare? Sì, è bellissimo. Anche per far vedere la gente che corre, vedi quanta gente corre, zio, ma quanta gente. Però devo andare sulla battigia, non a te, come? Perché la battigia è più... la godura, la battigia è la godura, io vado sulla battigia. Sulla battigia è più faticoso, però qualche dolore alla caviglia, però il mare, non sente il rumore, non sente i gas di scarico, capito? La battigia è sempre la battigia. Il Valtellino, lo so. Ciao, saluto a tutta la Valtellina. Sono stato là, Angela, sono stato là, perché io qualche chilometro ce l'ho sulle spalle. Vedi ancora le campagne, stanno pieno di acqua. Sobbio, Borne, là è pieno di leghisti, là è tutto verde, di lega. La Valtellina, la grande. E quindi, capite? Quindi allora, possiamo andare così noi? Noi possiamo andare, solo loro che non possono venire. E perché il vigile che fa? Perché sono in controsenso, hanno acceso... No, da giugno, no, non vale ancora. Da giugno vale, zio. Da giugno? Da giugno vale. Leonardo Bucci va a andare a piedi, lei lo insegna, non la a piedi. La ne ancora a fresca, la ne molto. Scusa la finestra, la bavetta. Voci corrono. Va, ecco, la battigia. Bellissimo, bellissimo, ragazzi, bellissimo. Questa la battigia è top. Dite che tecnologia. Vi facciamo vedere il sole. Forza Barletta. Bello. Questi alberelli là è una città. Invece è bello, ma fanno vedere il mare, capito? Invece rendono, si vede non si vede. Il mare è come una bella donna, si deve vedere non si deve vedere. Ma come fu scuso? Capito? Perché se si vede tutto non c'è più gusto. Oh ragazzi, non andate scherzo, voi potete dire quello che volete, lo sapete che io vi voglio bene, dai. Non guardare la cosa. A posto, dai, veramente stamattina un relax, veramente. Bello, passare. Questi sono dei posti bellissimi per fare tutto. Questi per spensierarti, per fare l'amore. L'amore con la natura, vedi? Ma perché pensate sempre alle cose brutte? Vedi questi fiorellini? Vedi che bello. Sono dei posti stupendi. Vedi, i frangifrutti, che è la cosa più scandalosa che hanno fatto negli ultimi anni. No, a metà, non li hanno finiti. C'ha capito. Questi sono posti bellissimi, ragazzi, veramente belli. C'è gente che stiamo a fare, dai, cammina, sbrigati. Zio, dai. Non pensavo prendesse fino a qua, No, qua prende bene, è come prende bene qua. Perché qua è tutto libero, capito? Sì. Invece in centro. Vedi, qua questo è un posto bellissimo per stare tranquilli. Perché se ti giri di qua, vedi tutto il panorama di Barletta, oltre il panorama di quello che c'hai accanto.
scusa. Non leggiamo manco il cartello qua di quanti lavori devono essere fatti. No, guardate questo scempio, ragazzi. Animali. Poi dici che non mi devi incazzare. Siete degli animali, non si capisce qua cosa dovevano fare, cosa hanno fatto, perché non hanno fatto finito, non si capisce niente. Ora andiamo al cimitero, salutiamo, diamo la palma a tutti i nostri defunti. Perché mostra il traffico di là? No, non penso che di qua si può andare, perché andare... Se andavo ci dice Leonardo, oggi si tolgono i fiori, poi si possono fare zu zu zu, c'è zu zu zu. È una canzone. Ah, zu 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 zu. È lontana. C'è per sta canzone. America. Come dice Cavacchio? America è lontana. Le 10:20 di domenica 25, questo è un altro. Al cimitero si vede da tutte le parti, Lello. Una volta show di Turchia per la 25 oggi marzo. Sì, 25 marzo. Mamma mia come passa il tempo, ragazzi, una volta che è passato pure Pesco, arriva l'estate e si pensa a te. Buongiorno Domenico Di Piccoli, buongiorno! Io non li conosco, io conosco tutti e non conosco nessuno, non mi ricordo. Io qualcuno che conosco veramente però per me uno che saluta sono amici, educazione, che condividono, e qualcuno già sta condividendo, cioè ora condividono di più. Ragazzi, per favore, condividete. Guardate, se non condividete significa che, voglio dire, rimaniamo noi, dobbiamo diffondere questo rapporto di amici che si vogliono dare da fare. Secondo me ha sbagliato strada. Condividete. Ciao Rosi, ciao Nunzia, buongiorno. Ragazzi, condividete, c'è un sacco di gente, condivide le puttanate, le ricette, le cose, i fiori, i piatti. E per favore facciamo una campagna contro le fotografie su Facebook del cibo, i piatti su Facebook, toglieteli. Quando fanno vedere la parmigiana, i stracionati, e dai, basta, dai. Vanno a mangiare. Domenico, che ti conosco pure io, non è che io poi non posso ricordarmi tutti gli amici. Ciao Rosi, buongiorno. Mio cugino che sta all'osso. Un saluto a mia sorella Palma, che oggi suona male, però oggi credavo. E un saluto e un abbraccio al grande Gennaro Del Vecchio, che oggi è il suo compleanno. E vabbè, ce la va, auguri Gennaro, auguri di vero cuore. Auguri a Ivan, ieri nel suo compleanno, un grande amico mio, mi sono dimenticato di fare gli auguri. Ragazzi, vedi, questi sono così che mi devo scrivere, manneggia. Secondo me te la fai una segretaria. Una bella segretaria, un segretario che mi dice cosa devo fare il giorno dopo. Domenico Di Pienzo, ti capisci, va bene. Buongiorno da Marsiglia, buongiorno Regina. 23, Marsiglia, guarda ragazzi, il porto di Marsiglia è una cosa fantastica, il porto di Marsiglia è un incrocio fra Napoli, Milano, Bari, bello. Marsiglia, tutta gente, pelo sullo stomaco, zio, secondo me tutto il mondo è paese, zio. Giusto, non mi va. Ferrofrino. No, sto non è sbagliato. Zio. Pensavo che era guarda sto casa questa è la palma per tutti i defunti, un simbolo di pace, eterno riposo dona loro Signore, splendi ad essi la luce perpetua, riposi in pace, amen. Se tu printa. No, questo l'ho dato di cuore a tutti i miei amici defunti, mio padre, tutti i miei cari, zia Ros,
mia sorella Enza, Si è visto così? Stacchieccio. I bambini stanno Questa è un'ottima osservazione, bravissimo. mia madre dice che capitava. Domenica da Vicenza, Alessandro già di Vicenza, il Magnagat. Ecco a voi ragazzi, il Il cimitero, Magnagat. belle cose, belle cose. Le paure dei volontari. Non avete cangia mangarte, non massa più, Zio, non essere così scettico. Questa è una cabina per parcheggiare. ci vede una lambergiace. Ma metti la freccia, però vedi, a volte sono intelligenti, ma non sono proprio intelligenti, ma niente proprio. Non togli, sta tutto bene. Sarà fatto, anzi è stato già fatto, il grande Rino, saluto Marino 40, Sì, ma fecchieggia, Giannelli, fa bascè la voce, un rispetto al 100%. Gilda Crescente, ciao. Gilda, Anche se io nel gergo di questa cosa, per quanto riguarda la morte, la morte è un... cioè che tu finisce la vita eterna, la vita terrena, diciamo, e inizia la vita eterna di quello che si dice. Non hai mai chiesto, hai mai rei, hai mai perché per gli anni che mi passati per quelli che dobbiamo vedi, ringraziare. è difficile, capito? Da davanti del controsenso qua. Tutto a Facebook. La cosa che mi dispiace di queste cose che vogliono fare sempre soldi, a venire pelo, vedi la Croce Rossa, le cose, i Boy Scout, c'è tutto a fare soldi, tutti a fare soldi. Cioè vogliono lui sempre soldi dei cristiani. Sai, noi Savino del Pastaio c'era, Sì. che è grande Savino, una grande persona. Beh ragazzi, Sono le 10:26. vi ho fatto vedere il cimitero pure oggi, che ci sono i vostri cari di qualsiasi genere, amici, parenti, cose, purtroppo gliena rotka che quando gira La notte gente. che gira. Non vi preoccupate, fate i bravi, fate le brave persone, che la morte ve la dovete fare amica. Io me la sono fatta amica. Quando può venire Due stock. due stock. E voi che tu Ciao, adesso? Dobbiamo fare il giusto. Però sto capendo ma che la morte, funerale che ne fa, oh. Io dico che leggevo ciao. No, dai, amici. Dobbiamo fare come il fu Mattia Pascal, che quello fece finta di sparire. E tutti quanti per vedere cosa pensavo ecco. No, adesso dobbiamo girare. Beh ragazzi, vi auguriamo una buonissima giornata, una buona domenica a tutti quanti delle Palme. Un Cristo accade, meno male che non è caduto. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Fate i bravi se potete. Da Barletta Vest, Franco Di Miccoli, Le Lurus. vi auguro il meglio del meglio. Le Ciao a palme, tutti, facete pace. buone palme a tutti. Ciao. E soprattutto, come dite, facete pace. Cum servite. Eh. Ciao.